Manuel, vieni qua con noi. Ti chiami Manuel e questo l'ho già detto io. E il resto dillo tu. Cosa fai? Da dove vieni? Da Viareggio, lavoro a Forte dei Marmi, presso Pasticceria Soldi. Forte dei Marmi. Sì, posto un po' in... È come dire Taormina, non cambia nulla, è la stessa cosa. Ok, abbiamo trovato un paragone. Ok, e sono contento. Perché sei qua oggi? Per mettermi alla prova insieme ad altri campioni. È la tua prima competizione? Non è la mia prima competizione, guardo un attimino di migliorare rispetto alla precedente. Beh, sicuramente. E adesso io ti lascerei andare in impostazione, così vai a rilassarti un attimo, ti prepari. Un po' di silenzio. Mentre i giudici stanno controllando le tazze e le lattiere. Quando sei pronto, lo sai, puoi dare il via, le regole le sai. Marco è già in postazione, sarà il tuo primo fans. Quando vuoi, Manuel. Il quinto concorrente di oggi, Manuel Sakai da Viareggio, lavora a Forte dei Marmi. Non mi ricordo il nome del bar. Mannaggia. Soldi. Al bar Soldi. Si sta presentando la sua gara, voi non lo potete sentire, ha appena detto che farà 2 cappuccini in free pouring e 2 in etching, questa è la tecnica che utilizzerà. Io vedo l'utilizzo di un topping, potrebbe essere una salsa al cioccolato, tagliato poi con un apposito pennino. Il nostro barista, Manuel, è anche un barman. Non è la stessa cosa. Indossa una divisa, Federazione Italiana Barman, FIB. Per chi ci sta seguendo da casa, potete mettere sul fuoco la pentola, perché tra 5 minuti andiamo anche noi a mettere qualcosa in pancia. L'acqua bolle. Oggi cosa ci facciamo? Uno spaghettino? Dovremmo chiedere a casa cosa si fanno. Poi chiediamo a Gaetano la ricetta di oggi. Gaetano è latitante da qualche ora. Minuti in questo momento, ne mancano 4 a disposizione ancora. Per chi si fosse appena avvicinato alla postazione di gara, ricordo che è in corso la semifinale valida per il campionato italiano di latte Art Sky, dove le finali verranno svolte a Rimini in SIGEP. Questi campionati sono patrocinati in Italia dalla Fiera di Rimini al prossimo gennaio. In questo caso vedo un cappuccino classico. Ecco, questa è una bella dimostrazione di quello che è un cappuccino classico. Il cappuccino al bar si dovrebbe ricevere anche senza latte art, ma così, con una corona di caffè attorno e il bianco in mezzo. Ecco che è tornato con noi Gaetano, che mi sta cercando disperatamente e io farò di tutto per non farmi trovare. Gaetano, abbiamo appena annunciato che tra 10 minuti ci concederemo una pausa di almeno 30 minuti. Di più non lo so.
Allora mi dicono che lo spaghettino potete veramente mettervi comodi sotto il tavolo perché riprendiamo alle ore 15:30. Nel frattempo sono trascorsi 4 minuti in questo momento. Ancora 2 minuti Manuel che procede veramente rilassato. Sta estraendo i suoi espressi all'interno di una lattiera, di un bricco. Oggi un rappresentante della Motta, ma mi permetto di spendere una parola. Questa è una lattiera, bricco, come lei ce ne sono tante, ma questa è lei, questa è unica. Acciaio inox, inossidabile quindi, anticorrosione, beccuccio che permette la versata e anche in fase di montatura di amalgamare bene il latte con la schiuma. Può essere lavata tranquillamente senza problemi tutte le volte che volete, anche qualche volta in più. E poi vi spiegherò perché questa lattiera, perché aiuta così tanto il barista. Dov'è il segreto all'interno di questo bricco? Se lo trovate, un simpatico omaggio per voi, ve la lascio qua. Vi sta guardando. 5 minuti e 45 secondi in questo momento. Chissà se allora l'anno prossimo potremo rivedere su questo palco anche Michele. Sicuramente. Vai! Abbiamo già un concorrente per l'anno prossimo, Gaetano, si chiama Michele e viene da Siracusa, lavora a Siracusa. No. San Michele Caltagirone. Se non lo sapevi tu. Il primo cappuccino è servito. 6 minuti e 30 in questo momento. Quindi ricordiamo che potete già prendere le prenotazioni per il prossimo, perché i posti a disposizione sono solamente 10. Magari avrò il piacere di rivedere Giuseppe Mellina in gara, magari. Avrò il piacere di vedere il mio amico Roberto Cucinotta in gara, ma magari. Io ovviamente no. Sarebbe bello, bravo. Allora non lo so se non gareggio più. Nel frattempo mi sono tenuto bene a bada di non gareggiare e comunque di non fare la giuria, di non essere giudice. 7 minuti e 25 secondi. Perché per quanto concerne il regolamento io potrei sempre iscrivermi. Invece Chiara, che è in giuria, non può gareggiare. 7 minuti e 45 secondi. 5, 10, 5, wow, 7 minuti e 55 secondi. Ancora 5 secondi e scattava automatica la squalifica. Manuel, lo sai come funziona? Appena hai sistemato il necessario puoi raggiungermi. Qui lo dico e non lo nego, se Chiara mi allena partecipo. A sorriso. E c'è bisogno di un buon trainer per arrivare. Noi lo diciamo sempre a scuola, la miglior performance anche del fenomeno, del campione, deve essere seguito dal coach. C'è un regolamento da seguire, regole ben precise,
come avete visto oggi, la maggior parte dei concorrenti, credo tutti, hanno sforato i 6 minuti, quindi solamente un po' più di ordine di gara e un po' più di fuoco, come lo chiamo io. Vieni Manuel con noi, siediti accanto a me. Io ho un posto riservato. Manuel, com'è andata? Insomma, Se aspettavi ancora 5 secondi, poteva andare c'era da bene. ridere. Vieni Marco, qua col papà. È il primo fan questo. Che cliente, Questo è ragazzi. il futuro campione. Manuel, allora, com'è andata? Aspettavo Raccontaci. meglio, l'emozione d'altronde è sempre tanta, essere qui davanti a tutti. Siamo davanti a me. Naturalmente il lavoro è tutta un'altra cosa, sei più rilassato, più tranquillo. Non è il tuo bambino che ti prende il microfono, ma No. forse vuole dire qualcosa, non lo so. Che dici? Che ti aspetti quindi da questa gara? Ha gufato il papà, vabbè, ma io chiuderei così questa performance di Manuel. Lo ringrazio ancora con un grande applauso. Grazie a voi. Il primo fans che hai in casa ti ha gufato. Meglio di così?